Una vittoria. Stanno vivendo così i multati dei Velox di Cadoneghe la lettura della sentenza depositata dal giudice di pace di Padova, Antonio Bordin, dove si leggono le motivazioni che lo hanno portato all'annullamento delle sanzioni. Nero su bianco emergerebbero le responsabilità chiare di quanto accaduto, spiega Andrea Rossi, portavoce dei multati. Il giudice è entrato a piene mani sul merito della questione delle sanzioni e ha ribadito in maniera chiara e direi quasi lapidaria il fatto che le 80.000 sanzioni sono derivate, state la conseguenza di un'assoluta carenza di informazione e di corretta comunicazione che l'amministrazione comunale di Cadoneghe ha avuto nei confronti di tutti coloro che sono passati in questa strada dal 23 di giugno in poi. Cartellonistica posizionata dopo il 23 giugno, giorno dell'attivazione dei 2 rilevatori di velocità posizionati lungo la strada 307 del Santo, spenti dal 9 agosto, da quando sono stati oggetto di un'esplosione. Questo scrive il giudice di pace, che riconosce la bontà delle prove portate dai multati e ritiene che questa azione abbia carattere confessorio da parte dell'amministrazione comunale. Nel frattempo le multe continuano ad arrivare. 2 sono state ritirate anche oggi dalla signora Daniela, il cui conto finale sarà di 8. Più di qualcuno avrà il regalo di Natale perché siamo già a novembre-dicembre, manca ancora tutto il mese di luglio, quindi prevediamo un'altra montata enorme di buste verdi che arriveranno nelle case. Sabato prossimo i multati torneranno a riunirsi in sit-in con le loro famiglie in mattinata davanti alla prefettura di Padova. Nel frattempo del comune di Cadoneghe attendono gli esiti della perizia prove veritate affidata dall'amministrazione a un consulente esterno, l'avvocato Antonio Greco. Il sindaco Schiesaro in settimana ha annunciato che i tempi ormai sono brevi. I multati sperano da questa derivi l'annullamento di tutte le multe e la possibilità di risarcimento per le 16.000 sanzioni già pagate.